Il Bosco dei Sogni, la diretta martedì 19 ottobre, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Oggi parliamo, anche se è un argomento che salta fuori spesso qui al Bosco dei Sogni, ma principalmente come viaggio alla ricerca di sé, ma appunto oggi parliamo di viaggio, di un enorme, grandissimo viaggio e lo facciamo con Alberto Cancian. Ciao Alberto! Ciao a voi, buongiorno, buon pomeriggio. Ho detto enorme, grandissimo viaggio perché nella tua esperienza hai toccato moltissime tappe mondiali, cioè ti sei spinto in tantissimi posti di questo pianeta ormai. Sì, è vero, tutti i continenti li abbiamo fatti, ma non è, sai, mettere le bandierine, no, nel mio caso, oppure i timbri sul passaporto, ma ogni passetto che si fa verso l'esterno è più lontano possibile, magari anche e poi un passetto verso l'interno, quindi poi va a finire che il viaggio vero è proprio quello. Alberto Cancian, scrittore, autore, documentarista, hai collaborato anche con vari programmi di Licia Colò, ma c'è una cosa che su tutto spicca come una lampada al neon che si accende e che si spegne, ed è questo bellissimo titolo che è The Journey of Joy, il viaggio della gioia. Allora, quel titolo, quelle parole sono nate durante una meditazione. Alla fine del mio viaggio in solitaria in Asia, avevo fatto il sud-est asiatico, poi l'India del nord, poi l'Himalaya, il Nepal e il Tibet, ed ero in un ritiro di meditazione sulle colline di Kathmandu in Nepal. E il quarto o quinto giorno del ritiro, in meditazione appunto, si materializza in una nuvoletta bianca questa frase, The Journey of Joy, e finito questo momento, no, intenso di guardarsi dentro, mi sono chiesto ma cos'era, e poi ho sentito e scoperto che era un po' il titolo del mio percorso, del mio viaggio, e sarebbe diventato il titolo del mio libro, perché non avrei raccontato il mio di viaggio, non solo il mio, ma soprattutto avevo la responsabilità di condividere quei piccoli segreti di felicità che il mondo mi aveva svelato e che io poi avevo la responsabilità di raccontare. E quindi i libri che sono nati sono proprio The Journey of Joy, il viaggio della felicità, il viaggio della gioia, e questa ricerca costante, no, che l'essere umano fa dentro e fuori di se stesso, e che poi si rende conto essere semplicemente la scelta di dove impostare ogni singolo passo. Sai che mi ricordi qualcuno, un amico che condividiamo, che si chiama Winky, me lo ricordi tantissimo, o meglio, Certo. siete proprio anime affini, il senso del Sì. viaggio, ma al di là appunto del muoversi attraverso o nel mondo, il senso proprio dell'incontro, della condivisione, ma anche di riportare un pezzettino della gioia che si è ricevuta, condividerla. Proprio perché, Sì. guarda, la frase chiave dell'ultimo libro, quello The Journey of Joy Asia, perché poi The Journey of Joy è diviso in due capitoli, uno Amazzonia, che racconta i miei 2 anni di vita in Colombia, in Amazzonia colombiana, e poi uno in Asia, e una delle frasi chiave di quel libro è proprio questa, cioè che l'amore non è come la matematica, se lo condividi si moltiplica, quindi se io do il mio a te, il mio non è che si dimezza, ma raddoppia perché l'ho condiviso, e questo è un po' un caposaldo, ecco, di quel cammino verso la felicità, condiviso anche, come hai detto tu, con Winky, tant'è che proprio veniamo da questo weekend dove abbiamo organizzato la festa del viandante, che è un incontro di anime libere, no, e di amore condiviso, che organizziamo da 3 anni al Parco Cristallo a Gesto, in provincia di Pesaro Urbino. E la cosa che mi hai fatto un po' risuonare è questa moltiplicazione dell'amore, della gioia ricevuta, è che a volte, spesso capita, almeno quando siamo così in un percorso iniziale, siamo anche portati verso gli altri, a fare qualcosa per gli altri o a dare qualcosa agli altri, però rimaniamo un po' indietro rispetto a questo gesto perché scatta sempre fuori l'aspetto mentale che dice ecco, però vedi, a me non neanche un grazie o non mi ritorna niente, ma andando avanti capiamo che quando le cose le facciamo con il cuore, cioè è un sentire che veramente ci muove oltre l'aspetto fisico, mentale, è l'universo stesso che poi va a ritornarci quello che diamo sotto altre forme, non necessariamente dalla stessa persona. Certo, esatto. 2 prefazioni importantissime anche, tra l'altro, speciali in questi 2
Libri che tra l'altro hai scritto anche, devo dire, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. Nel primo, The Journey of Joy Amazzonia, c'è la prefazione, come ho detto prima, di Licia Colò. E nel secondo, The Journey of Joy Asia, addirittura c'è la prefazione di Angela Terzani. Esatto. Guarda, hai detto un sacco di cose, tutte bellissime, che sarebbero da spenderci, no, giorni e giorni davanti a un fuoco a parlare, tipo questa cosa che ci aspettiamo, no, che torni indietro qualcosa, un grazie, no? E quando siamo in quel moto, vuol dire che quel moto non è puro del tutto, perché l'amore, quando è condiviso, è incondizionato, quindi non si aspetta niente indietro. E nel momento nel quale non si aspetta niente indietro, allora indietro gli torna tutto e raddoppiato. Solo che dobbiamo fare questo moto di proprio affidamento, nel senso non aspettarci qualcosa, ma proprio lasciare andare, non aspettare nulla e fare senza chiedere nulla in cambio. Quello è il vero amore, il vero significato. E lì veramente, allora poi entri in un tutto dove altro che se ti tornano indietro le cose, come questa chiacchierata che stiamo facendo, è proprio perché i canali sono aperti. Se le lasci aperti, e quindi questo è anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando, rimani in questa apertura, rimani nell'unione, rimani nell'uno, quindi capisci quante cose, no? E adesso hai citato Licia e Angela, sono due persone meravigliose. Licia Colò, che la si vede, no? Come la si vede in TV, e anche come amica, Certo. una persona davvero affabile, gentile, accogliente. E Angela è una, è una storia bellissima, perché quando sono partito per l'Asia sono partito proprio grazie a quel Tiziano Terzani che mi aveva ispirato, e al mio ritorno, non a caso, perché poi dico spesso che Tiziano Terzani diceva che il caso non esiste, e io ho aggiunto una cosa, dicevo in realtà il caso esiste proprio, ma è un tizio che si chiama Caso, che sistema le cose tutte proprio benissimo, cioè è un organizzatore straordinario, e quindi quando ti affidi a qualcosa di più grande di te, c'è proprio questo tizio che sistema tutto benissimo, è un caro amico e ha fatto anche questa cosa qui, mi ha fatto conoscere la famiglia di Tiziano Terzani, diventare molto amico di Folco, suo figlio, e Angela, sua moglie, che era poi lei che dava carisma a questa persona, veramente una persona straordinaria e ricchissima, che poi grazie a questa amicizia ha scritto un po' la prefazione di quel libro, che è l'invito al lettore viaggiatore che intraprenderà quel cammino attraverso quelle parole a intraprenderlo in un certo modo, come lei scrive poi nel testo. Quindi diciamo che abbiamo un pochino rotto il ghiaccio, ci conosciamo un po' meglio e vorrei un po' anche iniziare parlando della tua avventura sul campo, perché ad esempio tu in Colombia, nell'Amazzonia colombiana, sei stato 13 mesi. Immagino Certo. siano stati molto intensi, anche perché vedo che nei tuoi viaggi tu, a parte il muoverti in solitaria, prediligi se possibile il non usare anche i mezzi quali l'aereo. Certo, in Amazzonia non è che hai tante alternative, no? Hai strade poche, aerei sì, c'è qualcosa, ma le grandi autostrade, i grandi mezzi di trasporto sono i fiumi, gli affluenti aerei dell'Amazzoni e queste barchette sulle quali fai anche 8 ore di navigazione al giorno, è qualcosa di davvero intenso. E lì ero per scrivere un libro per un istituto missionario torinese, e sono andato appunto a fare quest'opera perché si stava perdendo la memoria storica di quella parte di mondo vissuta in questo modo straordinario, proprio donando, e lì ho imparato davvero tanto, ho imparato di questo dono incondizionato, e anche che chi ha di meno, cioè le popolazioni che vivono lì, quella che noi chiamiamo povertà, in realtà sono proprio quelli che danno di più, e allora ti accorgi di cosa siano veramente povertà e ricchezza, che non sono qualcosa di ciò che è fuori, no? Della materia, di quello che abbiamo, ma di quello che siamo. Lì è la vera ricchezza, chi siamo, quanto sappiamo donare all'altro. E quindi ho imparato moltissimo, e come hai detto sono stati veramente 2 anni intensi, talmente intensi che poi straordinari, che veramente meritava venissero scritti e condivisi, perché erano successe delle cose che tenute solo per me poi avrebbero avuto un significato straordinario, sì, ma non il loro significato, che era quello che tutti potessero in qualche modo apprendere da quello che era successo. Tra le altre cose poi scopro che sei stato anche con le suore di Madre Teresa, hai vissuto con le suore di Madre Teresa e hai avuto esperienza negli orfanotrofi del Rajasthan e hai vissuto con i monaci buddisti in Nepal, insomma ne hai fatte veramente di tutti i colori. Sì, te le ho fatte arcobaleno,
Sì, è stato il viaggio in Asia è stato un po' la continuità di quel viaggio in Amazzonia, ma cambiando completamente schema. Allora, ho vissuto 2 anni nelle missioni cattoliche in giungla, era abbastanza strong, no? come scelta di vita, e quindi una volta tornato a casa ho ricominciato a lavorare, perché poi qui organizzo eventi. Adesso nella mia montagna, in provincia di Pordenone, stiamo organizzando un progetto che si chiama Rinatura, che organizza delle attività esperienziali e porta le persone a riconnettersi alla natura, tra cui ultima non ultima, il forest bathing, quindi l'immersione nel bosco. In Asia era continuità di questo, ma in uno schema completamente diverso, quindi ho deciso di stravolgere tutto e partire in solitaria per un luogo diverso dal punto di vista geografico, ma anche e soprattutto culturale. E alcune delle esperienze più forti che ho fatto sono state proprio quelle dove sì, viaggiavo e scoprivo i luoghi, andavo a vedere, non so, la valle di Bagan in Birmania, piuttosto che Angkor, il Taj Mahal, ma quello è stato qualcosa di straordinario, sì, ma le cose davvero che mi sono rimaste nel profondo del cuore sono state queste esperienze, per esempio con le suore di Madre Teresa, nel luogo dove poi Madre Teresa aveva fondato tutto il suo percorso, e lì sono stato 2 giorni veramente intensi, piuttosto che questa esperienza in questo orfanotrofio del Rajasthan, dal quale tra l'altro deriva anche la copertina del libro in Asia, che è questo cuore di bambini all'interno del quale io sono al centro. E poi quell'esperienza, diciamo, epifanica, un po' lì in quel monastero, dove poi ho scoperto, era la fine del viaggio, venivo dal campo base del Monte Everest, e in Tibet, quindi anche lì una cosa veramente potentissima, avere questo contatto con questa cultura tibetana che, seppur spazzata via in questa epoca storica, in veramente qualcosa di intenso, che invito chi ci ascolta ad andare a scoprire un po' la storia del popolo tibetano. Al ritorno da quel Tibet, a quel luogo iconico, mistico, sono entrato in questo monastero e lì poi sono proprio andato dentro a me stesso e ho trovato che la cosa importante era condividere tutto. Senti un po', allarghiamo un po' l'orizzonte. Che idea ti sei fatto appunto viaggiando, muovendoti a 360 gradi, scoprendo appunto nuove culture, nuovi posti, nuovi nel senso rispetto al percorso che avevi fatto prima? Che idea ti sei fatto del mondo? Che forma ha o è? Questa è una domanda di quelle proprio che ti scrivo un libro, se vuoi, adesso Sì. ci mettiamo, no? Ci vuole un po' a rispondere a questo, però credo che il messaggio più significativo della scoperta del mondo, e quindi del viaggiare, del capire, no, che forma ha tutto quanto, è rendersi conto che ce ne sono milioni di forme, rendersi conto che non c'è una ragione, ma ce ne sono 1000, non c'è una verità, ma ce ne sono centinaia. E questo è il vero punto. Viaggiare ti mette in quell'umiltà lì, nel renderti conto che non sei tu quello che ha ragione, quello che ha la verità in tasca, perché questo ti fa combattere con l'altro, ti fa combattere con la sua verità, con la sua ragione, e ce ne sono milioni. Il contadino friulano delle mie parti che va in Nepal dirà al contadino nepalese: è impossibile che da te vengano i fagioli perché tu hai la terra rossa. Il contadino nepalese gli dirà: e come? Mi vengono tantissimi, li fa vedere nel granaio e gli dirà: me vengono nella terra rossa, a te nella terra nera, perché ogni luogo ha il suo modo di esprimere il mondo, ogni persona ha il suo modo di vivere questo percorso, questo viaggio che chiamiamo vita. Il punto, la vera chiave, poi in fondo, scoperta in Amazzonia, in Asia, ma dovunque, anche nel viaggio che abbiamo fatto in Oceania con Giulia, la mia compagna, o che stiamo facendo ogni giorno in Val Tramontina, in questa valle delle nostre montagne, è che la vera chiave, il vero punto di partenza, la vera meta finale è una, che è l'amore. E quello è la vera forma del tutto, dell'uno, di questo uno, mettere l'amore avanti a tutto. Se noi ogni azione che facciamo, ogni passo che intraprendiamo, impostiamo l'amore come coordinata del nostro viaggio, allora tutto sarà meraviglioso, la nostra vita sarà un miracolo. Mi sa che i nostri gentili ascoltatori fra un po' inizieranno a chiedermi allora che cosa intendi tu per amore. Però prima, Sì. pausa musicale e dopo leggeremo un pezzettino di questo tuo nuovo libro. Quindi a tra poco con Alberto Cancian. Sentite che bella questa Torneremo ancora di Franco Battiato. Molte sono le vie, ma solo una conduce alla verità. Come non emozionarsi, Alberto, con un capolavoro così? Davvero, qui c'è la summa, e questa è l'eredità di Francesco Battiato Franco, e della sua ultima canzone, il suo ultimo pezzo, è
un po' questo si riconnette anche alla domanda che mi hai fatto, e quindi credo che sia proprio un grande regalo. Questa canzone l'abbiamo sentita tra l'altro anche sabato sera in questa festa del viandante, proprio perché è un messaggio, come tantissime canzoni di Battiato, questa proprio va in profondità a raccontarci le cose profonde che ovviamente non dobbiamo ascoltare con la testa, perché non le capiremo altrimenti, ma con il cuore, in quel modo le sentiamo. Con il nostro sentire, ma è proprio stando su questo sentire, su questa scia luminosa che è l'emozione che ci ha regalato ancora una volta il maestro Franco Battiato, mi avvio a leggere un pezzettino del libro del nostro Alberto Cancian. In quel momento un boato scosse il cielo e un grande acquazzone si abbatté sul fogliame del tetto. La pioggia carica e fragorosa inondò la giungla. Gli animali momentaneamente tacquero, restando in ascolto dell'acqua. Piansi ancora e ancora. Lacrime di gioia solcavano il mio volto, sostituendo quelle di sudore. Avevo capito. Quel qualcosa di profondo nel mio intimo era un senso di appartenenza. Sentivo di venire da lì, da quel punto del mondo, ma non era vero, mi ripetevo. Io ero nato in Italia, dal ventre di mia madre, cresciuto nel mio paesino. Eppure no, un'altra parte di me mi diceva che non era vero. Io ero venuto da lì. Ma da lì dove? Dalla capanna? Dall'albero? Dalla Colombia? Chi sono io? Chi sono io? È questa la chiave di tutto. Chi sono io? Io ero un bambino nato in Italia, dall'unione di mio padre e di mia madre, vissuto e cresciuto nel mio paesino. Io ora sono un uomo, un essere umano divenuto consapevole di essere parte del tutto. Io non sono colui che cammina sulla terra umida. Io faccio parte di quella terra. Questo mi sussurrava la foresta. Io ero parte di lei. Per questo non avevo paura. Io sono parte del tutto, tutti noi lo siamo. Da quel momento non vidi più la foresta solamente come un agglomerato di alberi. La foresta, agli occhi del mio cuore, era diventata un'entità viva, della quale anche io facevo parte. È per questo che se il pianeta soffre, noi soffriamo. È per questo che gioiamo delle sue meraviglie, che ci emozioniamo per il fuoco dei tramonti, per il colore dei fiori, per il fragore dei tuoni. Siamo parte integrante di quelle emozioni e sono proprio loro che ci uniscono al tutto, attraverso la simbiosi universale, che chiamiamo amore. E questo è Alberto Cancian, The Journey of Joy. Dov'eri qui di bello, Alberto? Ero nel punto più bello del mondo che io abbia conosciuto e ero in una... Beh, guarda, sorrido perché è davvero intenso. Non andrebbe nemmeno commentato tutto questo, perché credo gli ascoltatori come tu che hai letto abbiano sentito nel profondo. Era il momento nel quale, posso dirti, è ricominciato tutto, dove sono rinato, nel mezzo della giungla amazzonica, in una riserva naturale, dove una guida indigena mi aveva lasciato, diciamo, la notte a dormire in una capanna costruita su un albero a 12 metri d'altezza, un albero di 34 metri, e lì dentro quella capanna da solo come essere umano, ma circondato da milioni di anime di quella foresta primordiale, di quel bosco, no? del nostro cuore, origine, della nostra specie anche, no? Senti proprio che la foresta è il luogo dal quale, una foresta così primordiale è proprio il luogo dal quale vieni. Ecco, lì, che ero lì, proprio si è realizzato tutto questo. Ho sentito questa connessione, che poi ecco è la risposta, questa unione, cioè essere uno, sentirsi uno, parte del tutto e di conseguenza rispettarlo come se fossi te stesso. Poi alla fine ci rendiamo conto anche che questa è la fonte, anche la fonte di ogni grande parola che ha detto qualsiasi saggio, no? Amare come io vi ho amato, no? È l'unico comandamento, amarvi l'un l'altro, oppure amare nella compassione totale di ogni singolo aspetto, momento, gesto. Cioè quell'amore è un po' la chiave, la base di tutto. Capiamo anche che è un amore diverso da quello al quale immaginiamo in questo momento storico, che è quello dedicato magari a una persona dell'altro sesso, no? Quella è solamente una parte del tutto, ma io posso amare totalmente anche
davvero uno stelo d'erba, un insetto microscopico, perché io sono loro, e questo è il vero punto. È normale che però il cammino più grande è quello di amare un altro essere umano, che sei anche te stesso. Quello è il nostro cammino più importante, perché implica tanto impegno, però è un po' la strada che ognuno di noi è venuto qui a percorrere. Quando capiamo quello, capiamo che siamo qui per quel motivo, allora davvero la nostra vita prende senso. Sono quei momenti nella vita, perché poi la vita è fatta di tante emozioni, di tante esperienze diverse, ma ci sono dei momenti in cui anche attraverso appunto la meditazione, ma nel senso di propria centratura, di proprio benessere nonostante o durante il viaggio, ecco, sono quei momenti in cui riesci ad arrivare a un sentire in cui vedi che tutto è come un orologio perfetto, che ci sono tutti i collegamenti che funzionano in un'unica via, che tutti siamo realmente collegati e che il motore che muove questa perfezione, questa sincronia, questo essere tutti uno è veramente la gioia. Sì, anche questo non ha bisogno di commento. Quando poi ti senti parte del tutto, anche hai questo grande regalo, ti viene fatto questo grande regalo di sentirti piccolo, cioè di sentirti non il protagonista di questo meccanismo, ma una parte indispensabile. Quindi non sei al centro, ma sei al cerchio, sei in questo cuore che batte all'unisono, e allora davvero in questa tua piccolezza ti senti grandissimo, perché quelli che sono a fianco a te sono parte di quel tutto, e qualsiasi cosa, qualsiasi energia sottile, più sottile, insomma tutti gli aspetti di questo meraviglioso universo diventano un po' parte di te, e tu ti senti davvero in quella gioia, in quella felicità, in quel tutto. Una domanda che vorrei farti io, siamo a 2 minuti dalla pubblicità. Sì. Che compagna di viaggio è la paura? Ah, wow, bellissimo anche questo. La paura è il contrario del coraggio, no? Etimologicamente. E da dove deriva la parola coraggio? Dal latino cor agere, che significa agire con il cuore. Quindi la paura sarebbe fantastico se la lasciassimo da parte, perché è il più grande limite che ha l'essere umano. È questo dell'abbandono della paura, cioè non aver paura, però non vuol dire non avere rispetto, perché non so, se sei in un crepaccio, in un ghiacciaio himalayano, qual è la cosa che quasi automaticamente ti fa cadere? Sicuramente la paura, perché ti fa tremare le gambe, però ci devi andare con consapevolezza e con rispetto in quel ghiacciaio, non è che ci vai, non lo so, con i tacchi o a piedi nudi, ci vai con una scarpa adeguata, magari anche a piedi nudi se hai fatto un percorso molto intenso, però ci vai preparato. Ecco, Sai, questa preparazione ok, è il contrario della paura. ok, siamo in pubblicità e dopo riprendiamo, ok Alberto? Ciao. Allora tra pochissimo. Sai che una delle domande che mi sono arrivate, come ti dicevo appunto qui a Monitor, è: come è il polmone verde del mondo? Che energia hai avvertito? Grazie, un abbraccio, Anna. Anna, quando vado a scuola dai bambini a fare corsi di formazione e orientamento, e partiamo dai valori del viaggio, no, per poi arrivare ai valori della vita, chiedo sempre a loro: di che colore vi immaginate la foresta amazzonica? E loro dicono verde, no? E poi gli faccio vedere alcuni scatti che ho fatto sorvolando appunto questo polmone. In realtà la foresta amazzonica non è più tanto verde, cioè sicuramente è verde, però in alcune parti è grigia, in alcune parti è nera, in alcune parti non c'è proprio più. E quindi purtroppo su questo bisogna riflettere, perché quell'energia primordiale che è poi la chiave, ecco, quindi rispondo ad Anna in cosa si trova lì, no? C'è proprio l'energia primordiale, lì c'è il primordio, tra l'altro custodito dalle popolazioni indigene, lì c'è la connessione profonda con la nostra origine, e quindi quando vai in Amazzonia, ma anche quando vai in un altro luoghi mistici, ce ne sono tanti, in Australia, Nuova Zelanda, in Italia tantissimi, in Europa, eccetera, eccetera, e lì però la cosa che senti forte è proprio questa, intanto, dominanza della natura, delle forze della natura, e questo senso di casa. Lì ti senti proprio a casa, perché senti che la nostra origine è in un luogo come quello, e senti come la natura, la terra, il pianeta siano potentissimi, cioè ti parlano proprio. Quello è un qualcosa di impagabile, impareggiabile, enorme, veramente straordinario. E allo stesso tempo poi rifletti su questo agire dell'essere umano, che al momento non è per alcuni versi
non è proprio in sintonia con tutto questo, e anzi va in scontro, va a danneggiare qualche aspetto di questo. Però ai bambini dico sempre, non preoccupiamoci di questo, nel senso che dobbiamo preoccuparci sempre di noi stessi. L'unico modo che abbiamo per cambiare il mondo è cambiare noi stessi nelle piccole e grandi cose. Quello è il nostro obiettivo, la nostra meta, il nostro percorso. Agire, no? Agire, essere esempio per noi stessi e poi per il resto. Partire proprio da noi stessi, riconoscere appunto la sacralità che, come anche responsabilità, rappresentiamo con il nostro essere, con la nostra vita, con il nostro modo di agire, con la nostra presenza. Sì. Insomma, siamo tante cose in uno, ma nel contempo siamo anche il riflesso dell'uno. Esatto, sì, quello è il punto chiave, siamo uno, siamo uno. Quando abbiamo capito quello, poi gioiamo del fuoco dei tramonti e allo stesso tempo soffriamo del fuoco sugli alberi. Altro messaggio che arriva, sai che a me piace pescare, poi a parte tantissimi complimenti, io ringrazio sempre il pubblico perché è gentilissimo, i nostri ascoltatori del Bosco di Sogni di Radio Gamma 5, mi piace pescare quelli un po' particolari, e c'è anche chi vi chiede, appunto sentendo le mete, le destinazioni attraverso il quale ti sei mosso, quali cibi più strani tu hai mangiato, perché essendo anche italiano magari a volte è più difficile adattarsi, perché sai, ragni, insetti, cose così, immagino ti siano capitati sotto agli occhi, per non dir di peggio. Certo. Beh, intanto ringrazio anch'io tutti i ragazzi e ragazze che ci stanno ascoltando, fratelli e sorelle li chiamiamo, perché quando una cosa poi risuona nel cuore, cioè nel profondo, uno si riconnette alla sua origine, quindi vi abbraccio tutti davvero dal profondo del cuore. E ho mangiato sì, un po' di tutto, ma in sud-est asiatico, no, ti capitano magari tarantole, scarafaggi, serpenti. Io ho mangiato solo un pezzettino di serpentello, ma poi la cosa più che ti ricordi di più, che ti fa più effetto in India e anche in alcune parti del sud-est asiatico, è proprio la piccantezza di ogni singolo boccone che ti arriva in bocca, e quello è un po' anche duro, no, come italiano. Pensate che una volta in Vietnam, dopo lunghi viaggi, un po' di stanchezze, così, poi qualche disavventura, non vedevo l'ora di trovare un ristorante italiano, che per uno come me che adora il viaggio dice ma io non mangerò mai italiano all'estero, però arrivi a quel punto dopo che sei da tanto in viaggio che veramente non vedi l'ora di entrare nel ristorante italiano, perché la nostra cucina è davvero un'esplosione di gusto. Poi c'è il 333. Caro Alberto, grazie per il bel messaggio che ci porti, e grazie a te Max per i tuoi ospiti sempre meravigliosi. Vorrei chiedere ad Alberto, oltre al mondo, che cosa ha scoperto allora dell'essere umano? Mark 83. Oltre al mondo, cosa hai scoperto dell'essere umano? Hai scoperto quel oltre. Oltre è il punto chiave, cioè noi ci immaginiamo che siamo fatti così, che abbiamo queste 10 dita della mano, questa pelle, eccetera, eccetera, che sentiamo, vediamo, ci immaginiamo questa parte superficiale. Poi però c'è un oltre molto più vasto, e quello vai a scoprire quando poi sei in viaggio, ti liberi un po' dello schema precostituito che ti sei incastrato nel cervello perché hai vissuto ovviamente in un contesto che quello schema ha costruito. Pian piano smantelli lo schema e scopri che in realtà la realtà è tutt'altro, è al di là dello schema, e allora lì avviene la vera connessione, avviene il senso profondo delle cose, quindi magari avviene anche qualcosa che magari, non so, prima potevi chiamare magico, tipo adesso una connessione tra me e uno degli ascoltatori che entrambi allo stesso momento abbiamo la pelle d'oca, per esempio, oppure un'emozione, oppure sentiamo che quella parola risuona, che è quella che avrei sempre voluto dire io ma non sapevo come esprimerla. Ecco, quella cosa lì è davvero la realtà nel suo vero senso, che non la puoi vedere, non la puoi toccare, non la puoi ispezionare, la puoi solo sentire nel profondo del cuore, e quel sentire è davvero l'accesso poi al mondo reale, no? Che è tutto quell'oltre di cui ha parlato il nostro amico. C'è anche una domanda che anch'io vorrei farti, e vorrei andare un po' a pescare nel tuo bagaglio di esperienza ma emozionale. Quello che ti viene in mente, c'è un gesto che particolarmente ti ha colpito di una persona e che magari adesso ti viene in mente? Allora, il primo che mi fai venire in mente è quando ero in un villaggio in Amazzonia e mi incammino in questa stradina rossa, si avvicina a me un bambino, vedo che non ha le scarpe, ha la maglia bucata e ha un giochetto in mano,
ed era una chitarra, però la chitarra era un pezzo di legno sagomato con una corda che fungeva Sì. da uno spago che fungeva da corda. E non l'avevo mai visto, lui non mi aveva mai visto, allora mentre mi stava venendo incontro mi sono inginocchiato per salutarlo e praticamente quando mi è venuto vicino, proprio a 2 passi, la prima cosa che ha fatto, dopo aver sorriso, è stata porgermi il suo gioco, porgermi il suo strumento, come per dire: questo è tutto quello che ho, davvero, è piccolo, rotto, però te lo sto donando. E quelle cose ti aprono totalmente il cuore, capisci davvero cos'è che ha senso, che poi Certo. è dare, e donare è il modo più bello che abbiamo per ricevere, no? E questo bambino me l'ha fatto capire proprio così, lampante, mi è crollato il mondo addosso in quel momento, perché ho detto: ma guarda questo, davvero come mi sta amando con il suo esempio. E lì mi sono sentito anche la responsabilità poi io di essere quell'esempio. Probabilmente, anzi sicuramente per quel bimbo, quella chitarrina così costruita alla bene meglio, raffazzonata, poi con un'unica corda, per lui era il suo intero mondo, la sua intera Esatto, ricchezza, ed esatto, è stato, senza conoscerti, disposto a donartelo, a donarti tutto quello che era e che aveva, se stesso, in esatto. quell'unico momento. Sai, capisco sempre di più perché il nostro caro Silvano Agosti, che ogni tanto partecipa qui al Bosco dei Sogni, dice che per quella che è la situazione attuale, mi raccomando, l'essere umano è fino ai 5 anni. Guarda che in realtà poi c'è molto di scientifico questo, perché? Perché fino ai 7 anni in realtà, poi dai 5 ai 7 dipende da come uno cresce, c'è il momento dell'inconscio e l'inconscio prevale lì. È ovvio che quindi in quel momento siamo realmente noi stessi, perché stiamo vivendo senza quello schema di cui parlavamo prima, senza quel preconcetto, viviamo nell'oltre, infatti ce lo immaginiamo com'è il bambino fino a quell'età, com'è gioioso, giocoso, felice, allegro, no? È spensierato, perché non ha iniziato a formare questo schema di pensiero, vive con il cuore. Però qua succede una cosa straordinaria, perché mi è venuta un'intuizione proprio in questi giorni e la scriverò nel prossimo libro, Sì, sarà anzi proprio una delle chiavi del prossimo libro. Immaginatevi di avere quelle lampade da scrivania che si piega al braccio, hai presente? Quelle che poi sì, piega, ecco, immaginiamoci di avere la lampada puntata sulla testa e concentrarti sulla testa, sentire tutte le domande che abbiamo, siamo pieni di domande, ogni istante se la lampada è puntata lì e non troviamo le risposte spesso, perché le risposte sono altre domande. Bene, in questo momento, quando abbiamo la domanda più grande della nostra vita, di questo istante, puntata addosso, spostiamo la lampada e portiamo la sua luce al centro del petto, pieghiamo il braccio e puntiamo al centro del petto e portiamo quella domanda concentrata in alto, portiamola sul cuore. E lì ci accorgeremo che c'è la risposta. Tutte le risposte sono lì a ogni domanda e la risposta è sempre una. E lì ci accorgiamo che possiamo tornare bambini in ogni attimo, semplicemente spostando questo braccio, no? e ci accorgiamo che siamo più bambini di quello che pensiamo. Esatto, esatto. Senti Alberto, il tempo è veramente volato. Sapendo che attualmente appunto ti trovi, sei in Friuli, il tuo paese Sì, di sì, nascita, sì. ne approfitto appunto per chiederti, data questa grande forma emotiva che sta partendo da lì, ma che sta diramandosi attraverso tutto il mondo, se hai qualche suggerimento o sentire da condividere con noi in merito al periodo che stiamo attraversando, sapendo che la presa di coscienza, il risveglio nella consapevolezza di ciò in cui eravamo già, non è una novità, non è mai spesso piacevole perché vedi delle cose che prima non vedevi, ma è comunque parte del cambiamento. Ecco, detto questo Alberto, hai un qualche suggerimento che vuoi condividere con noi per questo periodo così storico e importante? In ogni caso di godersi il cambiamento, perché ogni medaglia ha sempre 2 facce, una faccia di buio e una faccia di luce, e la luce non esisterebbe senza il buio. E quindi ogni momento fa nascere, se lo guardiamo dal lato giusto o dal lato che scegliamo, fa nascere in noi un'opportunità, fa nascere in noi una spinta. E quindi ogni cosa è benvenuta, come si dice nel bagno di bosco, Shinrin-yoku in giapponese, si dice che tutto è benvenuto. L'importante è scegliere come guardarlo. E quindi questo è il grande segreto. Noi abbiamo questa enorme potenzialità che è la scelta. Possiamo scegliere come guardare le cose e senz'altro ogni cosa ha un lato positivo.
questo non si scappa, yin e yang ci sono sempre e noi abbiamo la possibilità di stare nel lato positivo e quindi questo è straordinario, no? Possiamo sempre dirigere la lampada e questo è veramente la più grande intuizione, il consiglio che mi è arrivato, no? E che quindi anche lì ho la responsabilità di essere condiviso. Puntare la lampada al centro del petto, lì c'è ogni risposta, lì ci sentiamo tutto e uno. Un caro abbraccio Alberto, A grazie voi. di cuore per essere stato qui con noi. Vi aspetto in montagna e ci risentiamo. State bene, buon viaggio, buona vita. Grazie Alberto, veramente buon viaggio e buona vita. Rimanete in linea cari ascoltatori che adesso arriva il nuovo ospite, a tra poco.